L'origine dell'oratorio di San Bernardo a Santa Margherita Ligure risale indietro nel tempo. Nel suo genere, l'edificio sacro è il più antico del territorio sammargheritese. Una bolla papale del 1708 parla di questa realtà già in essere 500 anni prima, quindi nella prima decade del 1200 si fa risalire la costituzione della prima confraternita. Oggi l'oratorio di San Bernardo è custodito dall'arciconfraternita omonima ed è officiato dai padri giuseppini del Murialdo. 2 anni fa circa i confratelli hanno commissionato al restauratore Federico Buzzati gli interventi per riportare i 2 altari laterali alla loro originale bellezza. Le strutture del Settecento in stucco policromo con decorazioni in oro a foglia negli anni avevano subito modifiche. La parte superiore era stata ricoperta da più strati di calce, quella inferiore ricostruita in marmo a metà del secolo scorso. Nel lavoro certosino di restauro è stata fatta una scoperta. Proprio durante la pulitura, la fase di pulitura, abbiamo scoperto che al di sotto delle coperture in marmo esisteva ancora traccia dei basamenti originali in stucco che si credevano ormai perduti, e anche se erano in uno stato di avanzato degrado, in accordo con la sovrintendenza si è deciso di rimuovere tutta la parte novecentesca in marmo, e così abbiamo potuto recuperare, anche attraverso un lavoro di ricostruzione, tutti gli altari nella loro integrità, come li possiamo vedere adesso. Nel giorno in cui si festeggiava il santo titolare, Bernardo, sono stati benedetti i restauri e sono state ricollocate alcune opere d'arte sovrastanti gli altari. Che sono la pala, diciamo, di questo politico che è dedicata a Santa Lucia con titolare, ed è un bellissimo olio su legno del 400 a opera di Ludovico Brea, e l'altra invece è una Madonnina forse con una collocazione veramente devozionale, molto immediata, perché una Madonna con bambino è comunque un simbolo che ovviamente mariano, che a noi particolarmente caro, e quindi ha ultimato questa collocazione di queste 3 opere.